Bene ragazzi, allora io direi che iniziamo. Iniziamo adesso, benvenuti a Music Affair, questa sera in trasferta in seconda galleria qui al Tokai di Treviso, in centro a Treviso. Ospite di questa sera Mod Zero, benvenuto Andrea. Come stai? Allora mi alzo anch'io il mio microfono, sto benissimo, grazie omonimo Andrea. Esatto. dell'introduzione e soprattutto ciao a tutti. Ciao a tutti perché vedo un sacco di amici. Abbiamo un sacco di amici questa sera. Un sacco di facce familiari, volti familiari, quindi sono felicissimo di essere qui con voi questa sera. Anzi, io inviterei tutti quanti a venire qui il più vicino possibile. Così se volete stiamo potete anche avvicinarvi, tanto c'è vicini. C'è spazio a sufficienza per tutti. Devo dire che quando mi hai chiamato e mi hai detto se volevo venire a visitarvi, ecco, sono stato molto molto contento perché avevamo già avuto occasione di incontrarci la scorsa estate, sì, al Tortuga Club. Yeah, exactly. Durante Art Noon abbiamo fatto una bellissima intervista. E poi insomma ecco abbiamo avuto modo di risentirci, però ho un bellissimo ricordo di quella serata. Anch'io. Un bellissimo ricordo della nostra chat e quindi appena mi hai detto vuoi che ci ritroviamo, it was a yes from me. Grande. Ecco, e poi per chi fosse la prima volta che mi incontra, ecco diciamo la mia natura linguistica così un po' un'italiana aliena. Facciamo un mix. Esatto, perché sono cresciuto da piccolino con mio nonno che aveva vissuto in Canada, no? Quindi ho avuto questa iniezione di inglese fin da piccolo e l'italiano, non essendo una delle lingue che ho parlato di più nella mia vita, a volte mi inceppo, ma come sempre mi aiuti tu. Assolutamente sì. A riempire i vari gap. E quando sono un po' goffo, ecco, ci adoperiamo. Ascolta, allora, io come sempre ti ho chiesto di scegliere 8 dischi, quindi questa sera avremo una selezione di 8 dischi tuoi che poi mano a mano ci racconterai, ci spiegherai del perché li hai scelti e se ci sono delle storie poi sotto a questi dischi. Di storie ce ne ho. Una borsa che non ci stavano dentro, l'ho lasciata a casa. Ne ho portata solo una piccolina, che è questa qui, e con tante belle storielle per voi alla fine questa sera, da raccontarcela insieme. Super. Poi vabbè, io questa sera di solito sono abituato a stare sul divano, no? Yeah. E questa sera siamo sugli sgabelli, quindi sì, ma mi piace molto ancora... in effetti perché è molto comodo quando sì. ti giri così, puoi gestire le cose in modo un po' più comodo. Sto cercando ancora di trovare la posizione giusta, ma mano a mano ci ambientiamo. Ok. Io direi di ascoltare subito il primo disco. Se ce lo vuoi introdurre un attimo, spiegare qualcosina? Ma certo, è un disco che ho scelto perché mi riporta un po' alle mie origini. Ok. Cioè il perché ho iniziato a mixare musica, a quello che mi ha fatto innamorare della musica, e sono un po' le mie radici, perché questo qui è un disco che è uscito quando sono nato io, cioè wow. alla fine degli anni 70. E il titolo è The Undisputed Truth. Ok. Tu immaginati un bambino di, non lo so, 3 anni, 4 anni, che a casa si vede una copertina di un disco così, con praticamente in copertina questi che sembrano dei supereroi. È vero. Con i fulmini incrociati in copertina, questi che you know, they're floating in the air. I said, what is this? E quindi la mia attenzione è stata catturata da questo disco che faceva parte della collezione di mio padre, di mio papà, perché io sono cresciuto in una famiglia di artisti e di tanta musica, e quindi non mi piaceva molto guardare la televisione da piccolo, e ero affascinato dalla musica. Io arrivavo a casa e dopo pranzo così spendevo una mezz'ora, un'ora ogni volta immergendomi nella collezione di dischi dei miei genitori, che era principalmente funk, soul, rock, montagne di jazz e di musica classica. Wow. Per cui quello è stato il mio background da cui sono emerso, e questo disco l'ho selezionato perché quando poi sono cresciuto un po' e riuscivo per la prima volta ad andare alle prime festicciole che si facevano nel quartiere, c'era, e io faccio la parentesi, da piccolo sono cresciuto a Conegliano, a Conegliano Veneto, qui vicino, qui vicino, proprio dietro l'angolo, e c'era nel mio quartiere una chiesa che aveva una sala parrocchiale al fianco, e il don di questa parrocchia
era un visionario, un pioneer, you know, he was a legend, like for me. Perché con i soldi insomma, che aveva raccolto dalla comunità aveva fatto un centro al lato della chiesa e soprattutto aveva costruito underground una sala gigantesca dove all'interno c'erano dei giochi, dei piccoli tavoli da biliardo, da ping pong, e quando arrivava il fine settimana periodicamente organizzavano delle feste. Questa è una storia che conosce pochissima gente, solo chi magari viveva in questo neighborhood, e mi ricordo che facevano anche delle feste per i bambini. Okay. Quindi immaginati il piccolo Andrea che a 7-8 anni camminava da casa sua, andava in parrocchia e andava per la prima volta e si immergeva in quello che era un sound system che era un po' diverso da quello di casa e ho visto per la prima volta mixare 2 dischi assieme. Vabbè, insomma, faceva delle bellissime feste questo parroco. È stato la scintilla, il catalyzer che mi ha fatto innamorare. E quindi da lì sono tornato a casa e quando sentivo la radio in cucina io mettevo le cuffie e cercavo di mettere a tempo col giradischi in salotto. Super. E crescendo poi ho cominciato a mettere sempre di più il naso nella scena di feste e quant'altro, fino a che un bel giorno vedo che sulla porta dell'oratorio c'era scritto un flyer, no? C'è scritto corso per DJ per bambini. Ho detto vado e mi ricordo che l'iscrizione costava 5.000 lire. Ok. 5.000 lire. Allora sono andato a casa, ho aperto il mio salvadanaio, ho preso tutte le monete perché avevo solo monete e sono arrivato con un sacchettino con 5.000 lire e mi sono iscritto subito. Fantastico. E questa è una bella storia perché arriviamo proprio a quello che mi porta a condividere questo disco, perché al tempo, diciamo, la musica non era ancora molto evoluta quanto lo è oggi, e quindi negli anni 80, perché si parlava del fine anni 80 a questo punto, quella era la scena, e il DJ che faceva questo corso era Fabio Rossi DJ, che al tempo suonava a discoteche come il Palace di Treviso, certo, qui vicino a Nervese, cioè suonava in questi locali qui e aveva dedicato parte del suo tempo nell'aiutare a divulgare un po', ecco, questa arte del DJ. Super. E da lì insomma ha visto che avevo un po' di talento nel mettere a tempo, visto che mi allenavo a casa in soggiorno, e mi ha lasciato pian piano praticare sempre di più. E quando ho avuto l'opportunità di suonare una prima festa, io però dischi non ne avevo perché avevo i miei risparmi, li avevo usati praticamente tutti per iscrivermi al corso. E quindi ho scartabellato nella collezione dei miei genitori e ho preso dei dischi che erano alquanto inusuali, si dice in italiano, sì? Unusual, Yes. right? Yes, yeah. E mi ricordo ancora che quando è arrivato il mio turno tutti avevano messo dei dischi nuovi. Ho detto, oh man, I have nothing like that, but it's fine. E avevo preso le mie bombette atomiche nella mia piccola borsa di plastica del supermercato e quando sono arrivato il primo disco che ho suonato in vita mia a una festa è questo. E yeah? And so we're gonna play that. Ce l'ascoltiamo. Yeah? Bella. Il titolo è Atomic Bomb. Yeah. Press play. Come on, y'all.
Wait a minute, I got something I wanna say to you. I say this has been some atomic fun, just for you. Oh yeah. Eri tu? Bene. Sì, bisogna tenere... Questo qui era proprio, diciamo, una bomba atomica. Aspetta che passo un po' il booth così non ci rientra. Yes. Ecco fatto. E quindi, ecco, questo qui tra l'altro era anche una scelta strategica da DJ. Perché questo disco non finiva con il beat, ma finiva con un fading. Sì, è bellissimo. Per cui io lo usavo proprio strategicamente, perché col primo disco mi mettevo a posto tutto l'EQ, mi settavo il booth, il monitor, you know, I wasn't panicking, molto rilassato, e poi lanciavo il primo beat. Con calma. Hai capito? Ero molto strategico Allora, già dall'inizio, diciamo. Lo stavo ascoltando, mi immaginavo il piccolo Andrea dietro la console a mettere i dischi. Yeah. Bellissimo. Allora, mentre andava il disco mi hanno ricordato dalla regia, che poi io Sì. me lo dimentico sempre, di ricordare poi di seguire la pagina Kiwi Music Affair su Instagram, sui social, c'è anche la pagina YouTube dove poi pubblicheremo tutti i vari nostri video. Quindi seguitela, cercate Kiwi Music Affair. Andrea, allora la prima domanda in realtà era come è nato tutto, però ce l'hai già spiegato all'inizio. Sì, ma quindi questo è un po' il problema che abbiamo io e te, Andrea, perché ogni volta che ci troviamo ce la spassiamo. c'è feeling. Yes. Ascolta, allora, comunque ci hai raccontato un po' gli inizi. Sì. Raccontaci un po' poi magari come si è evoluta. Io dopodiché sono rimasto praticamente addicted to music, no? Come si dice in italiano? Adesso vedo l'altro ragazzo che parlava in spagnolo. Sono Sì, rimasto sì, agganciato alla musica, Yeah. proprio, no? Non riuscivo più a smettere. E quindi ho cominciato a suonare pian piano nelle feste dove c'era gente un po' più grande. E mi ricordo che per le prime feste l'ho fatte sempre in questa sala, ma c'era una piccola disclosure. Cioè, se tu volevi suonare come DJ, dovevi aiutare a preparare la festa. Ok. Quindi tu per una settimana prima della festa dovevi metterti a montare pali a pressione così, tirare i cavi delle luci. Quindi sono diventato bravissimo anche elettricista, o tutto quello che c'era da preparare. Quindi questo mi è servito proprio per scolpire il mio DNA all'inizio, cioè capire che alla fine sì, metti la puntina, ma quello che è l'universo che ci sta attorno solitamente è coordinato da una marea di persone, Certo. una valanga di ruoli diversi, un'infinità di ruoli e responsabilità diverse, e anche da una organizzazione alle spalle di ogni evento. Assolutamente. E quindi questo, ecco, mi ha ancora più incuriosito. Allora ho detto, alright, cool. Ho aspettato col calendario con la XXXX fino a che ho compiuto 14 anni, perché quello era il momento in cui potevo entrare in una vera discoteca. Certo, You know? è vero. So basically, sono andato per la prima volta a una discoteca che era a Godega di Sant'Urbano Ok. e si chiamava Manhattan. Yeah. And basically io mi ricordo ancora il feeling. Allora, ero arrivato in corriera. Ok, Con sì, la- perché c'erano ancora le navette all'epoca. Yeah, exactly. Cioè, era bellissimo perché sui flyer c'era l'ospite, questo nella parte frontale, e dietro c'era tutta la parte dietro che era piena di orari di corriere. Di tutte le fermate di È tutto vero. il Veneto, il Friuli, È you vero. know, if you come from here, if you come from there. So, ok, è arrivato questo col flyer all'ingresso, mi sono messo in coda e sentivo là fuori, ho detto, cosa I c'è qui passi. dentro? E non vedevo l'ora di entrare. Mi ricordo ancora, sono entrato, ho tolto il giubbotto così, non l'ho neanche lasciato, ho continuato a camminare dritto e sono andato dritto nella sala techno. Yeah. Perché nella sala, diciamo così, commerciale, chiamiamola Sì. così, c'era musica da preascolto, ma non c'era nessuno che suonava. Ok. E io ho detto, no, voglio trovare un DJ. Dove sono questi DJ? No, you non know? fa per me. Non fa per me. No, non sapevo come funzionava, cioè non avevo più pari idea. Avevo sentito per radio i mix, you know? Sì.
Ma non l'avevo mai visto dal vivo, non c'era TV al tempo che ti facesse vedere, non c'era internet. Allora vado nella main room e c'era un DJ che non mi dimenticherò mai quel momento, c'era Sasha che suonava, che faceva l'opening, il warm up al tempo, no? Gli scaldapuntine. Ma era fantastico perché Sasha era un DJ che ha tuttora la particolarità di suonare dischi a 45 però 33 giri. Quindi un disco che era normalmente molto rapido. Techno, ma al tempo non la chiamavamo techno, no? Non la chiamavamo progressive, no? Perché abbiamo qualche anche ospite spagnolo questa sera. Siamo multietnici. Exactly, multiculturali, Assolutamente. E quindi c'era questa atmosfera con questo ritmo molto lento, molto ipnotico. E io mi sono messo, c'era un sovraponte elevato sopra la console, e io sono corso su e mi sono messo sopra così. E sono rimasto lì tutto il pomeriggio. Dopo di lui ha suonato, mi ricordo c'era Luca Cuia, Alberto Marini, che erano gli altri due resident DJs, e dai quali poi sono finito a acquistare dischi perché avevano un DJ Studios a Mestre e una a Pordenone, che era stata la prima mecca nella quale potevo, col treno arrivavo a Mestre, camminavo in Corso del Popolo, andavo, prendevo i dischi e tornavo a casa, no? Questo è stato il primo imprinting in un vero club. Bellissimo. E solo che anche lì il salvadanaio si è svuotato rapidamente perché insomma l'ingresso costava, e dopo un po' ho detto come devo trovare un modo di entrare in questo club più spesso. Allora ho detto ma ci sono questi timbri sul retro dei flyer, cosa sono? Sono dei timbri come funzionano? di public relations, right? Di PR. Certo. Ha detto però ho notato che loro entravano gratis. Ha detto man, faccio uno staff anch'io. E ho chiamato tutti, facevo entrare praticamente tutti quelli che mi erano venuti a vedere suonare da quando, dei precedenti 4-5 anni, da quando ero alto così. E ho creato questo staff con Moreno, che era un altro ragazzo del mio stesso quartiere, eravamo due piccoletti, anche lui aveva fatto il corso per DJ. Ok, sempre dal Don. Yes, exactly. Don Fausto si chiamava, Don Fausto. Leggendario, super funky guy. E praticamente abbiamo chiamato il nostro staff Red Alert. Ma eravamo organizzatissimi, avevamo fatto fare addirittura in tipografia il timbro. Certo. Il timbro Sì, Red Alert, sì. you know, fatto con i bei font. Perché una volta poi bisognava timbrarli proprio. O li facevi a mano e diventavi, dopo un po' ti venivano i crampi. Certo. Io l'ho fatto 2 o 3 domeniche, poi ho detto Moreno, qua dobbiamo fare il timbro, io non ce la faccio più. Non funzionava. e con l'inchiostro rosso come le tue lenti. Ecco. Che si vedeva subito, no, con i flyer. Quando ti contavano a fine giornata quanti ingressi hai fatto, vedevano subito i nostri, erano tutti neri, blu, il nostro red alert, you know, it was fun. E questo però mi ha dato l'opportunità non solo di vedere le domeniche pomeriggio, ma anche il sabato notte, magari andare in macchina con qualcuno che aveva già la patente, quindi cominciare a vedere i vari guest che arrivavano, e questo proprio dato l'opportunità di capire come un magnete, come toccavano i dischi, quanti ne portavano, come usavano le cuffie, e mi ha proiettato in una dimensione molto più professionale di quella che era quella da cui ero partito, e questo non ha fatto altro che buttare benzina sul fuoco. sul fuoco, ecco. Quindi quello è stato un nuovo step. Super. La cosa bella è che è fiorita questa cosa, perché dopo altri 4 anni che ho fatto come PR al Manhattan, sono diventato resident DJ del venerdì notte. Ma c'era un piccolo problema, che io avevo 17 anni ed ero in quinta superiore. Quindi fare il venerdì sera vuol dire che io alle 7 di mattina dovevo andare a scuola. Quindi ho fatto tutta la mia quinta superiore suonando tutti i venerdì notte, e tornando a casa alle 5:30 più o meno arrivavo, dormivo 1 ora e mezza e poi andavo a scuola. Quindi è stato un anno molto challenging, ma ho imparato moltissimo, perché quell'anno facevo il preascolto e la chiusura nel privé del Manhattan, dove alla fine nella parentesi in mezzo c'era una serata commerciale, quindi dovevo veramente capire come portare quella gente lì a iniziare la serata e concluderla con quelli che magari erano dischi che piacevano a me, per i veri clubbers che erano rimasti fino alla fine. Assolutamente. Poi, ma è lì che poi si vede la passione, exactly. Una persona che deve andare poi la mattina a svegliarsi per andare a scuola e rimane fino
Ah, ma pazzesco. It's fine. È super. Ci ascoltiamo il prossimo disco. Sì, questa è una bellissima storia perché la riassumo molto brevemente, perché sennò siamo tutta la sera a parlare, è bello anche ascoltarsi un po' di musica. Questo è un disco che si chiama, il titolo è Six Weeks in June, è un disco che è uscito su BDQ Records. BDQ Records sta per Bun DeBrett Quintet Records e è una bellissima storia perché è fondata da Stephen Bunn, che è il primo DJ resident del Ministry of Sound di Londra, e John DeBrett. John DeBrett e Stephen Bunn, prima di diciamo questa parentesi, erano i membri fondatori dei Mother Earth, che era una band acid jazz degli anni 90 che è stato proprio un pillar di quel periodo. E recentemente, ecco, circa 10 anni fa, si sono rincontrati a una tribute band a un gig a Londra e hanno detto, bah, Steven guarda John e dice, ma cosa dici? Ci rimettiamo a fare musica? E così hanno fatto. E hanno fatto questo bellissimo progetto nel quale hanno cominciato a far uscire musica jazz, ma di un certo tipo. E io, insomma, per chi magari mi ha già visto sa che sono un DJ abbastanza eclettico, non sono un monocromatico. Il mio obiettivo è quello che, a prescindere da dove suono, nel contesto, trovo la formula giusta per creare una narrativa, un'esperienza però memorabile. E molte volte ho suonato jazz DJ sets. Wow. Ancora mi chiedono di fare jazz DJ sets. Yeah. E questo qui è un disco molto particolare perché c'è una traccia che si chiama Una notte a Conegliano. Ah, grandioso. Vi racconto dopo la storia, intanto ce l'ascoltiamo. Sai che me l'avevi raccontata questa cosa, adesso che mi hai detto il titolo. Ma la sai solo tu? La sapevo solo io. Bellissima, bellissima. Ma io in realtà non ho niente da dire perché sei un... È bellissimo ascoltarti e io rimango incantato. Infatti di solito parlo un po' di più, però questa sera sono sempre qua in silenzio, ti ascolto. Ce l'abbiamo? Yeah. Perché io infatti volevo anche dirti, prepariamoci il disco prima. Vai, è pronto? It's fine. Il momento d'attesa è bello, crea anticipation. Fa tensione. Yeah, man, let's go. Like, you Vai. press play. You're Yeah. good at that. There you go.
Ecco, e questo era, diciamo così, un po' come dire, un aperitivo, un appetizer, un antipasto. Mamma mia, cioè è Sì. super. Sì, perché questo qui, diciamo, è un disco che ha una storia alle spalle. Cioè, ma perché è nato sto disco Una notte a Conegliano? Perché Steven era venuto a... guarda, te lo lascio rimettere nella cover. Steven era venuto a Conegliano, all'XYZ Creative Center, che è questo centro per arti creative che ho creato. Non è nient'altro che uno stabile dove c'è una parte abitativa e una parte invece dove ci sono delle aree produttive, delle quali creiamo musica. Dopo magari ne parliamo se vuoi, ma comunque ecco. No, era la domanda di adesso. Ah, quindi... ok, raga, allora ho queste dote telepatiche quasi. Perfetto. Insomma, quando Steven è venuto, è stata una settimana da noi. E alla fine della settimana, anzi nel mezzo perché è arrivato nel mezzo della settimana, Nel mezzo del cammino di nostra vita. esatto, io dovevo suonare un DJ set jazz Ok, wow. a un locale che si chiama Swing a Conegliano, che è uno dei locali jazz leggendari di Conegliano, che io incoraggio sempre tutti a visitare quando passate per Conegliano. E quindi abbiamo fatto praticamente una serata dove Steven ha suonato un DJ set jazz. E se non mi sbaglio c'è qualcuno questa sera che era presente quella sera, mi sembra Stefano, ecco, tuo figlio c'era, mi ricordo, è stato bellissimo perché io ho fatto un set di apertura e poi ha suonato lui, ma prima di arrivare al locale io gli ho fatto vedere la città, l'ho portato in giro e lui ha detto: ma Conegliano è pieno di musica, di band, di locali. In effetti è vero, Conegliano è una città molto viva da questo punto di vista, ed è rimasto così impressionato che gli è venuta l'ispirazione di fare sta canzone. Bellissimo. E l'ha cominciata proprio a scrivere da noi ad SQZ e ha deciso di chiamarla Una notte a Conegliano. Bellissimo. Tra l'altro noi adesso siamo diventati importatori di BDQ Records per l'Italia e importiamo tutta la produzione, sia jazz che funk, boogie, soul, e c'è una bellissima serie di 45 giri che abbiamo lanciato, che è fatta con metodologie specifiche come negli anni 60. Negli anni 60, con nuove cover e anche pezzi originali, però risuonati con artisti però contemporanei. Certo. Bellissimo. Ecco, ci sono tante altre storie. Comunque questo è un attimo il nocciolo dietro a questa Bellissimo. Poi storia. la cosa che a me piace tantissimo di questi racconti è che poi alla fine tramite la musica nascono amicizie, collaborazioni, insomma alla fine la musica unisce sempre, no? Andre, Decisamente. Io Steven l'avevo conosciuto a Londra, cioè abbiamo cominciato a lavorare insieme a Londra quando vivevo lì. E siamo tuttora, a parte che siamo proprio diventati amici negli anni, insomma, ecco, ci sentiamo praticamente un giorno sì, un giorno no, ma la passione per la musica è qualcosa che ha arricchito ancora di più questa amicizia. Lui è percussionista, ok. io sono un chitarrista di mio, oltre a genere. Sì. Questa mi mancava. Sì, il mio strumento di scelta è la chitarra. Però perché quando ero piccolino a scuola mi avevano cominciato a far suonare il flauto, no? Però dopo un po' io dicevo: ma cacchio, io voglio cantare anche mentre suono, come faccio? Il flauto non ce la facevo. Allora ho detto: no, meglio che mi approccio un po' agli strumenti a corda. E allora avevo cominciato a studiare chitarra classica. Super. E dopo mi si è evoluta con acustica, electric, this kind of things. Ma già ero un po' matto da piccolino, perché mi ricordo che c'era sai, a scuola che fanno i saggi di fine anno, no? Sì. Allora dovevo suonare le canzoni con gli altri, no? Della classe con il flauto. Ok. Allora c'erano, non so, tutte le classi prime, tutte le classi seconde. Io le canzoni ho fatto quelle che dovevo con gli altri, no? Poi sono rimasto nel gruppo tipo della classe 2, la classe terza. E dicevo: non so tutti gli accordi, però alcuni li so, e so che quella chiave lì. E allora gemmavo mentre gli altri andavano con il mio flauto. Ero un po' matto fin da piccolo per la musica. Comunque, bellissimo. Ecco, questa è un po' la radice poi si traduce, insomma, negli anni è diventata una passione che si è sviluppata in mille altre direzioni, ecco. Disco numero 3 cosa hai scelto? Disco numero 3 è una cosa un po' particolare. Mi tiri tu il microfono mentre lo prendo? Assolutamente sì. Poi se intanto vuoi anche aggiungere qualcosa magari su XYZ, o se lo vuoi raccontare fra un po', insomma. Certo. Allora, il disco è questo. Intanto mostriamo la copertina, che già anche la copertina in altre occasioni ho raccontato, no? Cioè i dischi alle volte le scegli quasi dalla copertina, no?
Sì, i dischi a volte li scegli quasi dalla copertina e questa è una copertina molto molto speciale. Non so chi l'ha già visto sto disco, ma comunque ecco, è un disco che è fatto da Kenny Dixon Jr., anche conosciuto come Moody Man. Yeah. Qualcuno ha conosciuto gli suona qualche campanella sto artista? Penso a più di qualcuno. Ok, vabbè, insomma, la bella storia di questo disco è che Andrea vede che a Londra arriva un bel giorno una triade fantastica, perché arriva Moody Man, Omar S e Theo Parrish, Yeah. che suonano al Printworks di Londra dalle 3 di pomeriggio alle 11 di sera. E indovina dov'ero io quel giorno? Eri lì? Lì, davanti all'ingresso, in coda alla pre-apertura, con una borsa di dischi, con praticamente 3 dischi avevo dentro. Uno di Omar S, uno di Moody Man e uno di Theo Parrish. Neanche a farla apposta. E un pennarello. Per È le un firme. pennarello. Ah, ok, eri andato lì preparato. Sì, proprio. 3.000 persone, io ero l'unico con un disco a vinile in borsa. Quando sono arrivato c'era il checkpoint, you know, ti aprono tutto, controllano e fa and this is my passion, I was like, you know, oh man, intanto sembri il più sobrio di tutti qua, mi hanno detto sì guarda tranquilli qua perché mi piace la musica, e mi ha fatto entrare con i dischi, con tutto quanto, e ho ballato ininterrottamente dalle 3 alle 11 con la borsa di dischi in mano, you know, completamente ipnotizzato. Mi ricordo che sono entrato, Printworks, non so se chi c'è stato, adesso è chiuso ma probabilmente lo riapriranno, è un ex printeria, stamperia, non so come si dice, mostruoso, il posto è gigantesco, sì, e c'era Moody Man che faceva di apertura. È chiuso temporaneamente nel senso che gli era scaduto il contratto d'affitto, Yeah, però exactly. il progetto funzionava talmente tanto bene, Sì, che il comune di Londra gli ha Yeah, dato il permesso per fare una nuova apertura. bravissimo. Stanno facendo tutto un progetto Sì, di un'area polifunzionale, sì, riapriranno, si spera a breve. sì, poi tra l'altro loro hanno anche un'altra bellissima location nel nord di Londra. Sì, ecco, non mi ricordo quale dei due dischi, ma adesso te lo cerco io. Allora, la storia è questa: io ballo fino alla fine, verso la fine, capisco che cominciano a cercare di far uscire la gente dal locale, allora io vado da quello della security, mi ricordo c'era questa signora, insomma, io gli do pennarello e disco e gli dico portalo in console. No, non si può, policy qui, policy lì. Ho detto, forse non ha capito, cioè io sono venuto qua apposta, non detto, torno a casa se questa non ho le firme. Cioè, mi guardi, cioè, questo no, va bene, insomma gli ho praticamente fatto il lavaggio del cervello, mi ha preso il disco e ho detto va bene, dai, te lo porto, dammi qua, vai in console. Vedo la scena. c'era Moody Man e questa della sicurezza che gli dava il disco, e ho detto, Moody me lo guarda ed era un disco di Moody Man, you know, della label di Moody Man. Lui lo guarda e fa "What? Like this", mi ha preso e ci ha scritto qualcosa sopra. Lei me l'ha riportato. Poi ho aspettato che finisse la serata e sono andato quando aveva finito, sono andato lì, no? Gli ho detto a Moody, gli ho detto hey man, gli ho detto grazie dell'autografo, e fa oh it was you. Chissà, magari lui si aspettava una persona completamente diversa, visto che insomma ecco, e insomma no, gli ho detto guarda, ero io e ti volevo ringraziare perché è una vita che ti seguo, e abbiamo fatto una bellissima conversazione. Infatti te lo stavo per chiedere, quindi hai avuto modo di parlare un po'. Sì, perché lui è un artista che mi è piaciuto molto, perché per la città di Detroit ha fatto molto. Lui viene da Detroit e ha dato molto indietro alla comunità, a tutti, non solo ai musicisti. E a me questo ha dato sempre un enorme senso di ispirazione e mi ha fatto capire che la musica può fare molto di più che non far solo ballare la gente. E quindi mi ha detto, mi fa, aspetta qua, torna su in console e viene giù con questo disco, mi fa, tieni, questo è il mio nuovo album e te lo regalo. Ah cazzo, arriva dalle sue mani, quindi. Sì, questo me l'ha regalato lui. E ci sono delle versioni che non ci sono nel digitale, che sono solo su questo disco qui. Okay. Una che la suonerò e non ve la spoilerò perché secondo me riconoscerete qualcuno che canta in questo disco. Allora, intanto che tu mi tieni questo, io cerco la traccia. Assolutamente sì. Intanto se vuoi ti lascio commentare un po'. No, allora, è fantastica questa cosa che ci hai raccontato. Infatti è stata una grande sorpresa, perché ci ha raccontato tutta la storia per arrivare poi alla fine a dirci proprio che quel disco lì arrivava dalle sue mani.
è fantastico. L'hai colpito sicuramente. Non penso che gli capiti tutte le sere che qualcuno vada al Printworks o in un altro locale e gli arrivi lì con i vinili da chiedere l'autografo. Lo conoscevi Moody Man? Sì, è un artista che conosco. Io però, come ho detto anche altre volte, non ho una gran memoria, nel senso ho una memoria sonora. Cioè, se io ascolto la traccia dico cazzo, questa la conosco, so di chi, ma non so di chi è, magari non riesco a fare il matching, no? Questo è un disco particolare perché diciamo non ci sono le tracce scritte sul disco. Ah, è vero. Eccolo qua. Trovato. Yeah. Allora, dai il microfono. Eccolo qua. Allora, sì, perché come dicevo, questo qui è un disco un po' ambiguo. Cioè, di solito c'è scritto lato A, lato B, traccia 1, 2, 3. Invece qui praticamente c'è la ripetizione di tutte queste foto dove c'è rappresentato lui. Ed è sempre un po' challenging, no? E poi se vuoi ti spiego anche perché io i dischi non li metto via in ordine normale nelle cover. Questa cosa la voglio sentire assolutamente. Godiamoci questo disco intanto, sì, vai. Sì, vai.
in my cup, pounding the cloud. Which wake is up, we headed downtown. Hysteria, an area not to interfere ya, but to jump out of bed with the mirror. Clear your stereo bump, red dress with the pumps. Baby girl, you got that good stuff that I've been wanting to get next to. You got an attitude, loved by everybody and everyone. You might be that very one with wings of an angel. On the scene, we lean and do the tango. We dip, slip, slide, spin away. See, we can go everywhere any day. Just name it, picture and frame it. Lifestyles of the rich and the famous. Right. So, penso abbiate indovinato, no? Chi era l'ospite misterioso di questo disco. Snoop Dogg. Yeah. Ecco, questo è un disco che proprio fantastico. Riassume l'essenza di Moody Man, you know, le forti influenze jazz and black and soul, e con un tocco di sorpresa trovi questo nel B-side, no? È stata una sorpresona. Allora, guarda, intanto che tu mi tieni il microfono, perché così velocizziamo anche e ci ascoltiamo qualche disco in più, perché di storie ce ne sono veramente una miriade. Tienimi pure il disco, Andre, il microfono. Yeah. Sì, no, infatti ti stavo dicendo fuori onda che io ti lascerei parlare all'infinito, però il tempo stringe, quindi dobbiamo un po'. Guarda, possiamo grazie. No, possiamo fare anche un'altra puntata se vuoi, tanto qua di storie ce ne abbiamo a bizzeffe, diciamo. Assolutamente. No, quindi dicevo o stringiamo i discorsi, ma mi dispiacerebbe assai. Ok. Oppure stringiamo sui dischi. Cosa volete? Stringiamo i discorsi o le storie o stringiamo il numero di dischi? Non stringiamo niente. No. Allarghiamo sui dischi. Allora ve ne metto un altro che arriva invece da Mosca, dalla Russia, ed è fatto da un artista che si chiama Roma Zuckerman. Ok. Questo lo lascio mettere a te, Andrea. Yes. Sei già al lato? Sì, puoi mettere quello che vuoi, perché sono tutte fantastiche come tracce queste. E questo qui è un artista che io ho scoperto quando è uscito su Trip, l'etichetta di Nina Kravitz. Ha fatto un album, un EP mondiale, e ho detto: ma chi è questo? Poi ho detto Roma, ma chi è? Una ragazza? Non capivo, pensavo fosse una ragazza, a dire la verità. Sì, chiama quella roba là, sì. Ma non lo era, è un ragazzo di non di Mosca, della Siberia. Tra l'altro nella città più grande della Siberia, che è un centro nodale, no? Per la Transiberiana, sì. Più grande produttore alluminio della Russia, ed è un genio musicalmente, a mio avviso, e questo è l'ultimo album che ha fatto. Io ho avuto il piacere poi di essere invitato a partecipare invece con le mie produzioni, perché io produco anche musica, e questo è il terzo anno ormai che ho la fortuna di poter contribuire a uno dei suoi progetti con dei pezzi della mia serie personale Canvas, che è una serie che io faccio di musica elettronica suonata dal vivo, ok? E abitualmente in un take unico, la suono dal vivo e quello viene registrato. Figo, yeah, c'è un polish in finale, abitualmente sono tutti suoni miei, sound design fatto da me, quindi non ci sono campioni o samples, e lo trovate sulla compilation Why You Pushin' di Roma Zuckerman, è available anche on Bandcamp if you want. Questo invece è il suo ultimo disco, ve ne faccio sentire una traccia brevemente, giusto per darvi un po' così un contesto dell'artista di cui stiamo parlando. Io ho scelto il lato questo qui con la stampa della faccina. Hai fatto benissimo. Prima traccia. There you go, play. Слушай, Миша, а ты не хочешь съездить завтра на упаковку видео? Ну, на упаковку, короче, не бей меня, а медицинского оборудования. Оно там не тяжелое, но его типа нужно аккуратно упаковать, мне так объясни. А что там будешь делать? Прикольно. Где работа? Ну ладно, что? Полшестого?
А мы доедем, ты знаешь, где-то? Давай, по виду, короче, едет Андрей. Ну все, на полчаса. Bella, no? A big surprise. Yes, it is. Perché proprio questo è un... Io vi incoraggio ad andare a ascoltarvi questo check-in digitale. Lo lascio in sottofondo. intanto. Lascialo pure in sottofondo. È veramente un qualcosa che ti trasporta rispettando le regole di composizione, ma a degli estremi che... You know, it pushes the limit. È molto bello perché a livello creativo ti fa proprio capire quanto non ci siano delle regole che non si possono rompere in modo creativo. E questo secondo me è la genialità di Roman Zuckerman. Assolutamente, anche perché è stato un bellissimo change. Perché Yeah. finora sono Of stati course. dischi tutti super chill, super tranquilli. Sì, io questo poi in linea con lo show che facciamo a XYZ ogni mese, che si chiama Da 0 a 100, no? 0 to 100, ok, nel quale partiamo ok. da Mellow Vibes e poi andiamo su. Comunque ecco, questa è una cosa un po' particolare che devo dire, insomma, ecco, non tanti conoscono, ma che sono sempre felice di condividere. Prossimo disco invece l'ho fatto io. Questo è un mio disco. Wow, bella. È un 10 pollici, possiamo anche togliere quello, sì. quello di Roma, che te lo lascio mettere nella cover. Intanto che tu Yeah. fai il cambio di copertina, io dico un Ce lo attimo racconti un po'. il contesto invece di quest'altro disco qua. Visto che abbiamo trovato la quadra anche in questo nuovo setup, quindi gli sgabelli ci vanno benissimo. Allora, questo qui è un disco che io ho fatto nel 2016, che poi abbiamo messo sul vinile nel 2017, ed è uno delle serie Canvas. È il 36 o 39 questo, comunque lo cercate Canvas 36 Zero Canvas 39 e lo trovate anche sul mio canale YouTube Mode Zero Official, Mode Zero Official, tutto attaccato. E addirittura c'è il video ufficiale che è molto carino perché è fatto, l'abbiamo girato attaccando una GoPro sul retro di un autobus a Londra. Yeah. E ha creato una serie di frattali molto ipnotici che ti accompagnano durante la visione, l'ascolto del disco. E alla fine puoi cliccare anche su un video dove vedi quando io l'ho registrato, cioè cosa faccio quando suono questa Bella. in tempo reale. Questo nel tuo canale YouTube, giusto? Sì. Ok. Il canale YouTube è, come ho detto, è Mode Zero Official, tutto attaccato, ma è lo stesso, diciamo, nome che trovi anche su Instagram, TikTok, whatever. E questo qui è proprio il primo test pressing. Infatti vedete che dall'altra parte è completamente lucido, Yeah. non c'è niente. E qui invece c'è la traccia. È un 10 pollici, è una serie limited edition. E questo è, diciamo così, è il primo di una lunga serie, perché ad XYZ, se il signor ci aiuta, dal prossimo anno lanceremo anche la stampa dei vinili nostri in limited edition. E quindi Super. vi ascoltate anche una chicca, ecco. Questo è un gioiellino, è stato fatto con una 909 e una 303 della Roland, un TB3 e un TR8, in un take unico, suonato dal vivo. Beh. Te lo metto magari un po' più avanti perché secondo me, Ok. visto il tempo limitato, possiamo goderci un po' la parte più carina del disco. Vai. Thank
Allora, il resto ve lo faccio ascoltare su YouTube, ma colgo l'occasione per ringraziare due amici di Conegliano che sono venuti a trovarci, che sono Marco Guberti in arte GBRT, DJ Local, e il nostro mitico Stefano. Marco ha creato Techno Local Community, un progetto itinerante di rave techno al quale abbiamo suonato anche questo disco, e quindi volevo cogliere l'occasione per ringraziarli per essere venuti a trovarci questa sera. Assolutamente. Ciao ragazzi, è un piacere. Ecco, allora adesso condividiamo un disco molto importante che in un certo senso bello è bello, ti lascio mettere nella cover questo qui mentre io lo introduco, e è un disco che non poteva essere condiviso fuorché oggi perché è il compleanno di chi l'ha fatto, cioè di Luther Vine. Luther Vine, per chi non lo conoscesse, è l'A&R di Phonica AM, che è una label di Phonica Records, questo negozio di Londra. È anche l'uomo direttamente responsabile di buona parte della mia collezione di dischi. A malincuore. Poi ti racconto una cosa per farti capire quanto cazzone sono. Ah, ok. Ok, e questo è un bellissimo disco che ha fatto in collaborazione, anzi è un duo che ha fatto in collaborazione lui e Subban, ed è uscito sulla versione, diciamo così, del 20° anniversario di Phonica Records, che è stato celebrato l'anno scorso, quindi è un disco fresco. E quindi ecco, questo qui è un disco che, siccome quando lo suono c'è regolarmente qualcuno che mi viene a chiedere ma che disco è? Oggi è il compleanno di Luther Vine, quindi happy birthday. Perfetto. Luther. Happy birthday. We hope you're having a good one, and today to celebrate your birthday we're going to share your records, the one you've done with Subban, and to share with the local audience here in Italy. Allora, quindi questo qui è la produzione di cui stiamo parlando. Prego, avevi qualche domanda? No, ti volevo raccontare questa stronzata che... Vai Andrea. Vado a Londra con la family e cazzo, una delle mete che volevo toccare era proprio Phonica Record. Però da bravo procrastinatore quale sono non sono stato lì a guardare dove fosse nella city, no? Ok. E quindi a un certo punto ci fermiamo a mangiare in un pub, rimaniamo lì un paio d'ore, poi ci alziamo, andiamo via, percorriamo 3-4 chilometri. Dico, aspetta che guardo dov'è Phonica Record. Era di fronte al pub dove avevamo pranzato. Ah, ho capito allora dove. Sì, in Pollen Street praticamente. È lì. Ok. Well, this is the one. Allora, vai, senza altre dilungaggini, ci godiamo questo bellissimo disco.
Perfect. Bellissimo. Bellissimo disco questo qui. Super. Bravi Suban e bravo Luther. Ascolta, a proposito di negozi di dischi, Ah. nei negozi di dischi ovviamente ci sono i dischi fatti da delle label, Ok. e tu hai un aneddoto direi molto, molto singolare, Sì. interessante. Ci chiedono Suban and Luther Vine. Yeah, Luther Vine. perché questa Enjoy. sera abbiamo anche un grande amico DJ da Barcellona che sta un po'. Sì, abbiamo un'audience no, un po' molto varia, diciamo. Yes. Quindi dicevo, hai avuto un bel super riconoscimento dal proprietario di una bella importante etichetta discografica. Defected Records. Yeah. Defected Records, allora, anche mia saputa, perché diciamo negli anni io non ho mai smesso di dare indietro alla community quello che io non avevo da piccolo. Cioè, essendo cresciuto, insomma, avendo dovuto creare praticamente tutto da zero, quando ho avuto l'opportunità, soprattutto quando rientravo in Italia, non ho mai smesso di dare una mano a chi voleva imparare a mixare. Un aiuto, un consiglio, facendo una marea di workshops nei quali insegnavo a mettere a tempo piuttosto che imparare le basi di sound design. Oh yeah, this is like thank you Luther per la dedica. E quindi un giorno Defected Records fa un contest e la community ha votato praticamente dei progetti che a loro avviso erano degni di nota, e tra cui quello di quello mio, di Mozero, che tra l'altro è un progetto che è nato che poi ho battezzato Mozero quando ero a Londra, ma che Okay. ha più lunga data. E quindi ho vinto il primo premio. Sì, super. Mi hanno dato questo award e è stato molto bello, perché poi tra l'altro a Defected Records io ho tanti amici, ma uno in particolare che è Rap Sanders, che è una leggenda della house, deep house londinese, e lavorando adesso a Defected Records, quando ha annunciato il vincitore hanno detto oh ma Mozero è il mio amico, gli fa no, magari è piccolo il mondo. Super. Però sì, ecco, questa è stata una piacevole sorpresa e mi ha fatto piacere anche perché è veramente un qualcosa che ho sempre fatto per la passione e per trasmettere questa bellissima passione della musica. Simon ci ha spedito come premio un fly case pieno zeppo di test pressing, first releases dell'archivio di Defected, e quindi io non smetterò mai di ringraziarlo, di ringraziare il team di Defected. Ogni volta che torno a Londra ho occasione passo sempre a salutarli, e questo penso sia anche una bella storia per far capire che ci sono delle label che fanno bellissima musica ma che anche loro non smettono di dare indietro alla comunità, e io Certo. penso questo sia degno di nota, non per il lavoro che ho fatto io ma soprattutto perché anche i grandi players di questa industry hanno una nota di riguardo per insomma, ecco, tutte queste community underground. Assolutamente. Yeah. Yeah. Ok, allora io adesso cambio un po' il tono, e questo lo condivido perché è un disco che ho suonato sabato sera al Tortuga. Prova a metterlo lì. E l'ho suonato perché ricordo Perché esattamente. è bellissimo. Yeah. E-side. Yeah. E lo condivido perché di solito mi succede che quando suono un disco, no, dici, ma che disco è? Che disco è? Come no, mi chiedevo prima, ma che disco è? Che disco è? E quando sei lì che suoni, c'è il volume alto, magari sai, è più difficile condividere un autore piuttosto che una traccia, no? Vediamo se è quello giusto. E allora questa sera ho detto, visto che torno e visto che c'è un bel po' di gente che è venuta al Tortuga, vai, gira all'altro lato, che dovrebbe essere sull'altro lato. No, questo è il B-side. Vediamo se è questo. E allora ho detto, lo condivido. No, era l'altro lato. Quindi la prima traccia dell'altro lato. Questo qui è un disco che è fatto da un artista islandese. Si chiama Bijarki. Mai sentito? Questa è una traccia che io, diciamo così, tengo come sempre per la parentesi nei miei DJ set nella quale suono delle chicche che ti portano un po' indietro nel tempo, ma magari con un tono diverso. E questa qui mi è piaciuta tantissimo perché si chiama il nome della traccia si chiama Tears in Berghain. Anziché Tears in Heaven, you know the Eric Clapton song, you know? Yeah. Would you know my name? If you... E allora mi è piaciuta l'originalità di questa traccia perché ha unito
un groove chiaramente techno, perché il DNA di questo artista è techno, però con delle liriche modificate che parlano appunto Would you know my name if you see me in Bergheim? Del Bergheim. Allora lo suoniamo, ce lo Vai. godiamo e poi siamo arrivati all'ultimo disco dopo, siamo quindi quasi addirittura d'arrivo. Yeah. Dedicato a tutti i pazzi che sono venuti a festeggiare insieme sabato sera al Tortuga, è stato magico. Would you know my name if I saw you in Bergheim? Would it be the same if I saw you in Bergheim? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in Bergheim. Would you hold my hand if I saw you in Bergheim? Would you help me stand if I saw you in Bergheim? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in Bergheim. Time can bring me down, time can break your knees, time can break your heart. Here in Bergheim. Alright, e poi è molto bello anche perché poi questo disco si conclude praticamente smette tutto di un colpo. Cioè arriva alla fine e si ferma. Stop. Cioè, ma non c'è un fade out. No, o... è per fare stare attento al DJ, no? Bravo, perché questo è anche il bello, no? Di conoscere bene i propri dischi come DJ. Cioè, Assolutamente. tu puoi avere migliaia di dischi, ma se non li conosci bene e non sai come usarli strategicamente, ti puoi trovare anche delle situazioni un po' difficili da gestire. Sì, No? è vero, verissimo. Sometimes it gets tricky real fast. Can happen. Ok, so nice glasses. Vieni qua. Oh, questa è Giulia, che se Abbiamo non la gli stessi conoscete, occhiali. il tuo Instagram account è? Giulia Clizia. Giulia Clizia, che è bravissima perché fa dei lavori di body painting e canvas e arte grafica come altre poche persone, quindi seguitela. Instagram, there you go. Yeah. Yay. Ok, so ti lascio mettere Super questo disco, piaciuto? Bene, mi fa piacere, perché c'è una parentesi nei miei DJ set nel quale cerco di mettere sempre qualcosa che lega anche un po' al passato, ma non in modo scontato. Quindi delle versioni particolari che richiama, e quella è anche una delle parentesi preferite che cerco sempre di inserire nei miei DJ set. E questo ci porta all'ultimo disco di questa sera, che è un disco molto bello che siccome anche questo me l'hanno chiesto penso in 4-5 persone al Tortuga quando l'ho suonato, ho detto vabbè, non ho modo di dirlo lì quando suono, ma ve la racconto stasera la storia. Allora, questo è un disco che è fatto da Levon Vincent. Ok. Tienimi un attimo gentilmente il microfono, Andrea. È fatto da Levon Vincent, che è un musicista americano d'origine, adesso è basato a Berlino, comunque ha una label che si chiama Novel Sound, come è scritto qui, Novel Sound. E è un disco che io la prima volta che l'ho sentito me ne sono innamorato subito,
E ho fatto molta fatica a trovare questo disco perché le release che fa Levon sono molto diciamo così difficili da trovare. Ecco, intanto che Andrea mi gira sull'altro lato, faccio un po' il valletto. sì, no, sei molto gentile. Sono molto difficili da trovare, se non le prendi subito quando escono a volte è poi difficile andare a riscovarle magari in qualche archivio o su Discogs o in qualche negozio di dischi. E vediamo se ho messo la velocità giusta. Sì, perfetto. E la caratteristica di Levon Vincent è che sono sempre felice di condividere, è una particolarità a livello di composizione della musica, nell'arrangiamento delle sue tracce, perché usa delle metodologie che si legano un po' più alla composizione classica ma molto vecchia, creata dal tempo dei greci per intenderci, e soprattutto con l'utilizzo strategico dell'arrangiamento, quindi con delle dinamiche particolari, come per esempio l'utilizzo dei codici di Fibonacci per creare un engagement nella traccia in modo da tenere con una minimalità la persona che ascolta ingaggiata, e tutti gli elementi che sono inseriti sono messi in modo strategico. Questo mi ha ispirato molto, ha influenzato molto il modo in cui io produco adesso, e infatti per esempio le tracce che ho fatto negli ultimi 3-4 anni utilizzano anche se tutte queste tecniche, questa ma anche altre tecniche di composizione. Questo qui è una delle tracce che ha fatto uscire sulla sua label e ce la godiamo insieme, così adesso avete conosciuto qualcosa in più riguardo a questo mistico disco che ha suonato sabato scorso.
Ok, Ultimo disco. siamo atterrati. Siamo atterrati. Landing. Allora, io avevo una listona di domande da farti. Ah. E però ci siamo persi nei meandri della musica, quindi ma è è stato anche bellissimo è così. anche bello così, no? no? Assolutamente. Magari possiamo fare un altro di episodio con altre storie. A voglia. O magari ci vieni a trovare tu a XYZ. Volentierissimo, assolutamente sì. Mi farebbe grandissimo piacere, assolutamente. Andrea, Mod Zero, grazie di essere stato qui a Music Fair per Tortuga Club questa sera alla seconda galleria al Tokai di Treviso. Io ringrazio Grazie. te Andrea, sei sempre un magnifico host. Ringrazio Kiwi Affairs, tutti gli amici di Tortuga, tutti gli amici di Moltitudo Dischi. Assolutamente, i ragazzi che erano qui con il corner. Questa bellissima location, non è poi così scontato avere un locale a Treviso con una console in pianta stabile che possa ospitare eventi di questo tipo. E tutti voi. E tutti voi E che tutto il siete venuti pubblico, tutti i a keyword, supportare i e tartarughini. goderci questa bellissima serata. Se volete ascoltare durante il Dizzy Set, qui Moltitudo Dischi ha fatto un bellissimo corner dove c'è una stazione d'ascolto con un mixer, un giradischi e dei bellissimi case con delle gemme dentro. Quindi vi incoraggio ad andare a spulciare qualche chicca a come diccare queste un po'. e portarvela a casa, che insomma sicuramente arricchirà la vostra collezione. Per chi volesse rimanere invece sintonizzato su quello che faccio, C'è il tuo set adesso. sì, Ci ascoltiamo un po' di musica. Ci ascoltiamo un po' di musica. Mi trovate su Instagram, YouTube e TikTok come Mod Zero Official, Mode Zero Official, tutto attaccato. E se passate per Conegliano, passate all'XYZ Creative Center, saremo felici di ospitarvi. Assolutamente sì. Grazie Andrea. Grazie a te.